Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, quarto di finale di ritorno tra Bayern Monaco e Valencia, Champions League 99-2000, andata 2-1 a Valencia. Quindi ancora tutto in ballo per questo ritorno. Tensione alle stelle a Monaco. Tensione indicibile, tensione paurosa tra le due compagini. Vediamo chi avrà la meglio in questa partita difficilissima. Si parte ragazzi. A Monaco, dopo che hanno giocato già nel girone, adesso si ritrovano ai quarti, ritorno. Chi vince vola in semifinale. Chili Gonzalez sbaglia subito Chili, malissimo qua Chili. In questo istante il Valencia in semifinale, scusate, lo devo dire al 372 volte. Attenzione qua, bellissimo, Salihamidzic da solo. No. E il Bayern parte a bomba. Fallo per il Valencia. La terra mitica. Ole. No. Dobbiamo stare molto attenti perché il Bayern abbiamo visto che è una squadra fortissima. Ancora Bayern, attenzione Babbel, Jeremis. Attenzione giovane Elber. Mamma mia. Sta diluviando a Monaco, diluvia a Monaco. E la cosa non mi piace per niente. Ancora Bayern, sbaglia Stefanino Effenberg, la tensione sale. Olè. Molto good. Il Bayern chiude ogni spazio. Claudio Lopez fa un tiro improponibile. Ollican recupera. Siamo al 20esimo, 0-0, non deve speculare troppo gli uomini di Hector Raul Cooper. Mehmet Scholl, Elber, bravissimo, qua Anglomama recupera Stefan Effenberg. Bravi ragazzi, no, erroraccio qua. Attenzione Tarnat, occhio a Tarnat. Dorme con la difesa valenziana anche Canizares. Mamma mia, Albelda. Chili Gonzalez. Le dura. Tarnat. Il Bayern sta giocando a una porta praticamente, sta dominando il Bayern. In realtà non sta facendo grosse azioni, ma ha in mano il centrocampo. Lothar Matthäus, Mehmet Scholl. Attenzione, Elisa Rasubi sente. Chili Gonzalez. Attenzione a Claudio Lopez e il Pioco. Guarda Chili Gonzalez. Bello per Anglomà. Sta ragionando il Valencia. Angulo. La mette in mezzo per nessuno. Dai ragazzi. Qua brutto errore del Bayern. Angulo si invola. Bruttissimo errore del Bayern Monaco. Angulo la mette in mezzo. Lopez di testa non ci arriva, ma arriva ancora Angulo. Anglomà entra in area. Anglomà. Rigore no. Calcio d'angolo, però va bene. Si vede il Valencia. Gaizka, Zabala, Mendieta. Di testa. Olli Kangol. No, fuori di poco. Infortunato Anglomà. Attenzione, sbaglia Lopez. In realtà non è sbaglio. Madonna, l'ha deviata qualcuno.
Perché Angloma è rotto però. Fuori Angloma, entra Bjorklund. Conoscenza veneziana, ma questa è un'altra storia. Finisce il primo tempo. Non sfiorato il gol, mamma mia. Milan porta 0-0, il Madrid vince 2-0 con lo Spartak. E abbiamo incontrato sia Bayern che Real, quindi cioè, se passiamo c'è la mina vagante rossonera, ma no, per attenzione, non altro che passare, stiamo attenti. Babbel entra in area, Babbel recupera il Valencia. Attenzione Elber, mamma mia. Si soffre all'Olympia Stadium di Monaco. Questa è una cagata colossale. Tarnat, ancora Canizares. Zabala, il signor Zabala, la passa piano, è terrorizzato il Valencia, si vede. Mehmet Scholl. Zarazu. Molto buono. Albelda si invola per Gaizka, che la dà a Lopez, ma sono tutti a sinistra. Angulo, sbaglia Angulo. Poi recupera molto bene Bjorklund, molto bravo Bjorklund. Angulo ancora per Bjorklund. Lopez e il Pioco entra in area, il Pioco ma prova di sinistra. Recupera Lisa, la zoom indietro. Come si fa a fare vendita mancino? Non lo so. Di testa, gol! No! Ancora di poco. Farinos questa volta. Siamo anche sfortunati, Beppe. Fuori gioco. No, invece no, Lopez! Ma sempre solo di sinistra prova il Pioco, però. Vai di testa, fuori, bisillabo di infelicità. Facciamo qualche cambio, Farinos, lo sento stanco, entra Gerard. E anche qua per Albelda. Cambi coraggiosi per Veneziano. Zabala. Khan recupera, ma c'è ancora Bjorklund. Partitona di Bjorklund. Prova il tiro. Sono preso un po' troppo Bjorklund. Che cazzo. Brutto fallo qua di Bjorklund, che sicuramente verrà ammonito dall'arbitro. Yellow card. Mettiamo un po' in difesa perché ho paura, Beppe. Zabala. Attenzione Angulo. Bravissimo Angulo, come se ne va Angulo. Angulo entra in area. Ma la passa all'uomo sbagliato. Attenzione. Tira di prima Khan. Olli Khan salva il Bayern. La meritiamo noi adesso però, Di testa, niente. Angulo ancora spettacolare. Angulo. Djukic. Gonzales. La mette sul suo piede Gonzales. Ancora Khan, incredibile. Se il Bayern passa è merito di Olli Khan, Secondo tempo disastroso del Bayern, magico del Valencia. Attenzione di testa, ancora niente. Non adesso. Se il Bayern se ne è passato con l'ingolo in trasferta, ovviamente. 83esimo. Non adesso, Tarnat. Ultra difensivo, non possiamo rischiare. Attenzione, però qua se ne va Mehmet. Attenzione Scholl. Mamma mia. Stefan Effenberg. Rischio incalcolabile. Angulo. Gaizka Zabala.
Gaisca Zabala. Entra quasi in area Zabala. Camp recupera. Andiamo a casa per piacere. La meritiamo noi. E finisce qua, ragazzi. Andiamo in semifinale. Valencia veramente che ha giocato bene, male il primo tempo, molto bene nella ripresa. Signori, si va in semifinale. E contro chi vediamo? Ancora contro il Madrid dall'altra parte. Borussia Milan. Mamma mia che Champions. Milan incredibile. Il capocannoniere vede sempre Andriy Shevchenko, super mega capocannoniere. Angloba fuori per 5 fottutissimi giorni. E ancora il Madrid, ancora il fottutissimo Madrid dopo i gironi. Vai, la prima è al Bernabeu. Anglomà è rientrato. Vai. Al Santiago Bernabéu per staccare il biglietto per la finale. Bisogna vincere contro il Real de Madrid. Vai. Real Valencia al Santiago Bernabéu. Sarà durissima, ragazzi, ve lo dico. Vai. Tensione alle stelle. Ancora il Madrid, ancora il Real Madrid. Dall'altra parte Borussia Milan. Incredibile. Casillas. Niente ciò, ma Canizares solo rimbambito è diventato. Chili Gonzalez. Volete fare almeno un gol al Bernabeu. Mendieta. E il Piocco. Vediamo che abbiamo perso qua nel girone. Non erro, o 2-1 o 3-1, non mi ricordo adesso. No, Raúl Blanco. Raúl. Attenzione, Carambe. Bravissimo Carboni, grande Amedeo. Mendieta. Farinos lancia Lopez, la difesa del Madrid non c'è. La difesa del Madrid non c'è. Lopez! Non ci credo in curva, che è il Piocco Lopez. Il Bernabeu tira un sospiro di sollievo. Due spagnole, una tedesca e un'italiana alle semifinali di Champions. Attenzione, Zabala. Farinos, bellissimo per Angulo. Veramente un Valencia molto spregiudicato al Belda. No, proprio dal Belda, ma puttana miseria. Sta dominando il Valencia CF adesso. Attenzione, Angulo. Angulo è Umberto Carlos, signori. Recupera ancora il Valencia. Lopez. Grande Casillas. Questo è Casillas. No. Sì, Icherone. Mendieta. Per Albelda. Ancora Casillas. (25esimo) sempre 0-0, ma le occasioni migliori le ha avute il Valencia. Attenzione, McManaman. Bravo Cani. Fallo su Canizares. Gonzalez, Chili Gonzalez, fuori gioco forse di Lopez, non lo so, speriamo di no, non è fuori gioco. Attenzione Mendieta, la liscia Mendieta, incredibile, liscia di Gaiz.
Niente, Casillas se le prende tutte giù, Kic sbaglia. Umberto, grandissimo Angulo, grande Champions di Angulo. Ancora Redondo il principe. Raul, ti prego esci, bravo. Si incazza il Moro Morientes. 38esimo. Lì qua, non una bella cosa, ma recupera Gonzales. Kili Gonzales, ma Carboni non ce la fa, invece Carboni incredibile. Poi ha preso un po' troppo. Kili, grande stop di Kili. La mette in mezzo, Mendieta di testa non è il suo forte, si vede ancora. Kili Gonzales. Gol mostruoso del Valencia di testa. Hierro incredulo, mamma mia, ancora Kili Gonzales. La mette in mezzo, sbaglia, la rimette subito di prima e boom di testa il Valencia segna con proprio lui, Amedeo Carboni. Impietrito il Bernabeu. È gol pesante questo per Santiago. Attenzione subito Chiellini, Michel Salgado. Bravo Cani. Ok, si distende il Valencia. Angulo, ma che gol di Carboni, pazzesco. Angulo ancora, mamma mia ragazzi, che Valencia Angulo. Bravo qua. Milan vince 2-1, incredibile. Errore qua. No, non ci credo. Mamma mia che rischio. Ancora Morientes il Moro, mamma mia. Bravi. Mendieta fa addirittura. Bravo, beh, correttissimo con Hierro, i due capitani. 55esimo. Ancora Real, non facciamo fallo. Raul, Guti. Attenzione Raul Blanco. McManaman, gol. Pareggia Real Madrid, Steve McManaman. Ha fulminato Canizares. 1-1. Attenzione Mendieta ci prova. No, cicca il pallone Gaizka. Sta venendo poco e il Pioco però. Mettiamo Sanchez. Mettiamo Gerard qua. E proviamo anche Oscarone, dai. Noi che abbiamo tanti cambi, siamo sempre quelli. Albelda, Farinos. Farinos ancora, sbaglia.
Molto bene. Alberda. Farinos. Mendieta lancia molto bene Pellegrino. Pellegrino va. Pellegrino. Ma che passaggio obbrobrioso però. Bravi ragazzi. Iniziano a fare. Occhio. Morientes incredibile. Come nel girone sto Real non muore mai. Il Moro Morientes 2-1. Bellissima azione del Madrid. Cross bellissimo. E il Moro non perdona. 2-1. Mancano 9 minuti, peccato. Abbiamo visto in vantaggio bene con un gol di Carboni. Sanchez tiene il palo da Sanchez. Chili Gonzalez la mette in mezzo. Che beffa atrocissima. Oscarone, bravissimo Oscarone per Gerrard. Oscar, Gerrard, Sanchez, Zabala, entra in area Mendieta, rigore, calcio di rigore al 90°, incredibile, come nel girone il rigore su Mendieta, grandissimo, Mendieta Caranca, munito, no neanche, adesso bisogna segnare, vediamo se era rigore, è stato sbilanciato, sì, calcio di rigore. Incredibile Mendieta. Questo è pesante. Al 95° sbaglia il rigore Mendieta, incredibile. Milan vince 3-2 a Dortmund. Ci giochiamo tutto al ritorno, però diciamo che sto rigore sbagliato peserà molto, ho paura, Vai. Piove, cazzo, piove sempre, ormai veramente c'è la perturbazione spagnola. Proprio il nostro Gaizka va a sbagliare. Un rigore forse decisivo. Piove al Mestalla. Remontata, bisogna fare la remontata. Attenzione, subito dal parte forte. Qua sbaglia però Savio. Farinos. Chili Gonzalez. Mendieta sente veramente il peso di sto rigore sbagliato, però qua un bellissimo passaggio per Claudio e il Piocco. No, cosa fa il Piocco? Sbaglia tutto il Piocco. Dopo il nostro capitano ha sbagliato, non possiamo dire niente, ha tirato la carretta fino adesso. In questo momento è il Madrid ad andare in finale al Saint-Denis. Molto bene. Bravo Angulo. Vede Mendieta. Mendietone show. Mendietone show. Bravissimo. Vai Lopez, vai Lopez.
Lopez entra in area, Lopez! Rigore. No, stavolta no. Il Mestalla protesta. Già sciarpe bianche. Il Madrid soffre sotto il diluvio valenziano. Bellissima per Chili. Ah, peccato. Caranca recupera l'uomo che ha dato il rigore al Valencia, poi sbagliato la Mendieta di testa, nessuno. E ancora no, stiamo attaccando a strombattuto. Bellissima azione qua del Valencia ancora. Che li contra sul piede debole però. Peccato. Super Valencia, ma sembra non bastare in questo momento. Real comunque sembra abbastanza tranquillo. Attenzione, Michel Salgado. Il Moro Morientes. Il Moro Morientes. Raul, mamma mia, Blanco. Raul Blanco si stava veramente purgando. Ancora errore un po' nervoso il Valencia adesso. Ancora Salgado. Scoperto quel Valencia. Scoperto Valencia Morientes. Mamma mia. Per fortuna se ne mangiano tante. No, sti errori. Miracolo, ma rigore per il Real, incredibile. Salvataggio sulla linea del Valencia, ma rigore. Ammonito Anglomà. Adesso Ocani ci fa il miracolo. Blanco Raul. Gol. Raul zittisce il Mestalla. Sentono solo i 5.000 di Madrid. Adesso è dura, ragazzi. Il sogno della finale sta sfumando così. Che beffa, atrocissimo. Brutto fallo, brutto fallo. Perde la testa il Valencia, sta perdendo la testa. Ammonito anche. Siamo al 45esimo. 2 gol, dobbiamo fare per i supplementari. Attenzione Raul. Ha sentito il colpo qua il Valencia. Cioè, quel rigore di meta sta pesando tanto, ovviamente. No, Graham. Primo tempo che finisce qua, il gol di Raul su rigore sta decidendo la finale. Cioè la semifinale. Milan Dortmund 1-1 comunque. Ultra attacco, dai, Mendieta. Con calma, Cooper ci crede. Hector Raul. Mendieta. No, questo è proprio un fallo che non capisco. Dai che voglio fare un altro video con la finale, dai, cacchio. Perdere così mi darebbe abbastanza fastidio, Mendieta. Niente. Real giochicchia il Madrid. Attenzione. E il Piocco.
Non riusciamo a prendere palla. Attenzione, ai. Gol, no, gol, mamma mia. Sulla linea, errore sulla linea dei Morientes. 6 tiri a 0, però sta dominando il Madrid purtroppo. Ci vuole una scossa. Claudio. Attenzione, Mendyeta fa un miracolo, la dà Lopez molto bene. Attenzione Lopez, ti prego Lopez, la scossa, Lopez, incredibile! Lopez, su assist meraviglioso di Mendyeta, siamo ancora vivi. Settimo gol di Lopez in Champions. Incredibile, sembrava alla fine con Morientes che sbaglia di testa, traversa in linea. Il Valencia invece è ancora vivo. Facciamo solo attacking adesso. Occhio però no, subito. Bravi. Eravamo quasi sotto. Completamente Chiligo. No, Lopez, scusate, Lopez. No, Lopez, errore. Fuori, ha paura, Real ha paura. Prova subito il cross. Molto bravo Icherone. Mendyeta molto bene. Claudio. No, di là. Vai. Albelda. Farinos, non perderla. Un pirlotto Farinos. Ultra attacking. No, siamo sbilanciatissimi però. Viene palla McManaman, sbaglia, la pioggia influisce molto oggi. E anche così Kili Gonzalez. Attenzione. Bravissimo. Guarda quanto pesa quel rigore. Siamo con l'1-1 così. Il 2-2 al Bernabéu, vittoria. Yellow card. Per Farinos. Carboni. Carboni ci ha provato. Real molto quadrato purtroppo. No? No, così. Chili no, Chili la perde. Tutti in attacco. Vai Mendyetone, inventa come prima. La perde, è finita. Quel rigore è stato decisivo. Perso la testa Valencia. Red card per Carboni. Rosso diretto. Finisce qua in semifinale l'avventura del Valencia. Che amaro, finale. Attenzione, addirittura vuole vincere la Real. Mamma mia. Real scatenato adesso. Che liscio. Mamma mia. Finisce qua ragazzi, Real vola in finale, Valencia si ferma in semifinale purtroppo. Finisce qua. Milan Real alla finale. Che finale, signori. Vediamo chi vince. Shevchenko, capocannoniere, giocatore della Champions, però penso
No, incredibile, il Milan vince la Champions, ragazzi, incredibile, la stagione 99-2000 è targata rosso-nera. Quindi il Milan vince 2-1 contro il Real Madrid. Top scorer Shevchenko 14 gol. Assist man però vince Gaizka Zabala Mendyeta. Vince Mendyeta con 5 in realtà insieme a Dedè e Raul, quindi dobbiamo metterli insieme. Clean sheet Casillas e Olli Khan. Glielo calcia, ne freghiamo. E giocatore del torneo, appunto, Shevchenko. Quindi il Milan campione d'Europa. Non possiamo fare i vari conti perché adesso cominciamo dall'89-90 l'epopea della Champions League. Peccato per noi, potevamo fare sicuramente la finale alla nostra portata. Il rigore di Mendyeta è stato decisivo. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!